ora si ritorna naturalmente nella rubrica dei personaggi e sono insieme a Francesco. Grande richiesta c'è stata per Francesco. Faccelo rivedere, eccolo qua. Francesco è qui vicino a me. Ciao Francesco. Ciao. Salute ai telespettatori che con tanta richiesta, tanto amore hanno mandato SMS, faccio rivedere Francesco. Io li ho accontentato. Certo, allora Francesco, dimmi un po', che cosa vuoi fare questa sera? Diciamo una piccola barzelletta così, diciamo, mi viene in mente. Ti è venuta in mente e ora la vuoi recitare? Magari perché ancora un momento fa l'ho detto amici miei, hanno messo un pochettino a ridere. Esatto. Allora, quindi tu pensi che funzionerà? E penso di sì, diciamo. Quindi dovrebbe teoricamente far ridere i telespettatori? Certo. Vabbè, allora appena te lo dico io comincerai guardando la telecamera, va bene? Sì. E reciterai la tua barzelletta. Sì. Sei pronto? Sì. Puoi parlare. Allora c'era una volta, ero con la macchina che venivo di Castelvetrano, è un fatto vero, e siccome c'era una signora che aveva un 500, allora nel frattempo che era da arrivare alla 500, e chi camminava cioè a 10, e gli diceva ma chi sta non cammina mai chi sta? E giustamente poi cercava di scansare la macchina e lei non voleva fare scansare, cercava una botta a destra e una botta a sinistra. E quando passa a me ci disse signor cammina, e ci disse ma lei dice ma io cammino di prima, ma ci disse ma di prima può camminare, ma è la macchina ci sa mettere la quarta, rispondo ci disse, se lei non cammina io ci metto una botta e ci faccio già la quarta. Bellissima. Bellissima. È... Sicuramente sarà piaciuta anche ai telespettatori. È bella, è cose che cioè uno che mi ha fatto di mia stessa, infatti che... Poi riflettendo ho pensato a quello che mi hai detto tu poc'anzi, che sì. Tu praticamente sei bravo a recitare insieme ai tuoi amici, perché mi hai presentato questi tuoi amici di Campobello sì. di Mazara, e ci vorresti far vedere praticamente una scenetta. Che certo. Tu praticamente hai messo su insieme al tuo amico Nino sì. E al tuo amico Giuseppe, giusto? Sì. Per cui, non lo so, ci vediamo questa scenetta? Vediamo che genere di scenetta tu praticamente sei in grado di fare. Non ti dico di fare le imitazioni perché ormai ti conoscono, ti hanno visto fare le imitazioni. Per cui ti vedranno naturalmente fare questa scenetta. Va bene? Per cui, amici telespettatori, vediamoci la scenetta di Francesco da Campobello di Mazara con Nino, sempre da Campobello di Mazara, e Giuseppe. Ok? A fra poco. Dici come ti chiami? Così. Come ti chiami? Dici come ti chiami? Io? Come ti chiami tu? Disgraziato! Ma che non mi così, che rosso devi darsi. Vieni righe. Ma io mangio spari a fiuti. Metti a mano. Ecco, affonci sto papà, ecco. A voi ti piace? Oh! Ecco, devi stare. Ecco, cosa succede? Tocca figlio delle mani, da tanti suga. Ecco, ti piace? Affonci. Bravo! Bravo, che disgraziato! No, chicco è! Mo, già, però, che ja, bravo, fa così, fa. Bravo, già, bravo, già. Chi ci torna sì? Guarda, non c'è visto tomare. Quella morte. Ma che tu come sei tu? Tuo figlio? Ma è che a 99 anni non ci mise. Ecco, affunge, ecco, dici. Fallo così, fallo cuffare. Che sei brutto. Ma che messo da giungla? Di buono so, no, è morto. Con sto sito. Se fai sei giusto. Ma sei amati tu. Ma quale matti? Tu matti su cosa? Non è che passa meglio, tutto Io, ma manco tu naso. Ecco. State fermo, dammi tu c'è tu mo. Va. Mo, negate. Che bene, mo. E affuncia. Ma non ti piace, scazzo, non succede. Come? Ti fa male. Guarda,
sta bene dopo. E poi riesco. Ci sono poi Giovannini. Vediamo. Vediamo. Ma che c'è? Guarda che puttana fai! No, ma si chiama, ma ti metto scomplettura, mamma! Non mi toccare, Sanci Suga, levati! Levati le rampe, Sanci Suga! Mamma! Sei stato bravissimo, Francesco. Complimenti veramente, ci hai fatto morire dalle risate. Certo. Anche perché ti stava praticamente a pennello. No, io avevo di ieri sera questa cosa, l'avevo in mente di farla, e se domani... Ma dimmi un po', ma la carrozzina? La carrozzina è là dentro, potremmo riprendere di nuovo, potremmo fare di nuovo. Su, Dico, ma la carrozzina già c'era, era predisposta? Sì, diciamo la carrozzina veramente... Anche perché serve, perché prossimamente tua moglie, per cui... Sì, vabbè, non ha importanza perché siccome ne hai un'altra nuova carrozzina e questa è... La usi praticamente ma regalare per a fare gli sketch televisivi. Infatti che oggi e domani che la vogliono fare qualche altra parte, prendo la carrozzina, metto nella macchina e facciamo altre interviste. Va bene. Possiamo fare anche con Lillo, qualche volta che tu dici sì, andiamo cioè un appuntamento, lo facciamo anche, anche da un supermercato, mi piace farlo anche una cosa di questa. Va bene. Ok, amici telespettatori, ci siamo visti l'esibizione di Francesco. Per la rubrica dei personaggi Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Saluto a Lillo e a Peppe. Sarebbero da Campobello di Mazzara. come al solito. Sempre. No, per me è Nino Bulldozer. Sempre il bulldozer. Sì, che si chiama Nino Bottiglione. Vabbè, ok, salute telespettatori, ciao amici, ci vediamo, ciao. E saluta, no? Ciao. Vabbè, mi sono intreppato un poco perché... No, l'ho capito. Ok. Meno male ci sono io te sgrippo. Vabbè, certo. Ci mettiamo l'olio. Vediamo che Peppe so cava fuori. Sei pronto? Sì. Arriva, ripeto. Ciao. Vabbè, amici telespettatori, per la rubrica dei personaggi Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Francesco. Ciao. Ciao. Dove va? Scusa. Tutte pesci. Amici telespettatori, per la rubrica dei personaggi Alberto vi saluta e naturalmente vi saluta anche Francesco. Ciao. Ci vediamo, E a presto, facciamo altre cose. Ti puoi susare. Mi posso susare? Potevi fare. Vabbè, ma c'è. Pigliamo questa fanatica. Come? E come fai a fare le 7 gemelli? Come fece? Tu 7 gemelli come lo fai? Mi sono cambiato per 7 volte. Si cancia. Ah, faccio un'era che la mia. Il robot ne non deve essere. E secondo te come faceva così? Se per 7 volte tu mi avresti vestito in maniera diversa, vuol dire che per 7 volte mi ha cangiare. O no? E ti cangiaste? Dici, a meno che c'era qualcuno che mi rivelava la pantalona, come tirava la scarpa. O no? Maria mia. Meno male che sono vaccinato. Ti faccio tutto, ce ne avevo già. Come? Insomma, chi lo ca praticamente un vuole fare della re dietro le quinte praticamente. Possiamo? Vabbè, avvicinate un po' con noi. Perfetto. Avere telecamera nica? Tu a stare al centro. Chi dà? Telecamera nica. Perfetto. Sei pronto? Ed eccoci qua, amici telespettatori, non è ancora finita perché abbiamo Giuseppe da Campobello di Mazzara, 31 anni e 7 mesi, che vuole fare praticamente un'esibizione, un'altra esibizione. 2 barzellette. Vuole raccontare 2 barzellette e in più ci vuole cantare una canzone, se si è ricordato. Sì, è normale, no? Perfetto. Vabbè, allora Giuseppe, appena te lo dirò io, tu guarderai la telecamera e farai la tua esibizione, va bene? Pronto? Vai. Posso? Vado, Posso parlare? Allora, c'è una persona anziana, 86 anni,
che ci trovava solo davanti alla sua porta, era solo, orfano di sua moglie, suo figlio, tutto fuori paese, il postino. Ci fece posta, la luce mi arriva l'acqua pure, mi arriva un telegramma cerca. E ci arriva un invito di suo nipote si marita. Io mi una santa mia, 86 anni un matrimonio, e quindi me ne possiamo soffrire, giusto? La mattina giornata, si sono visto tutte cose, mi sono un muro un carretto, e comincia a parte. Fatto camminando, io vedo un mercatino, e vedo una cedda. Dice, che ci ha portato a me? Poi metto un pappaggio. Ci fa, signor principale, quanto costa il pappaggio? 2 lire non può essere. Ah, ma è l'ultimo. Subito no, carretto ci fa, ma te cosa, una palla, allora che pappaggio è, giusto? Camminando, si avvia alla chiesa e si sa chiove. Oh, Madonna Santa, mi ha chiuso. Va bene, ci fa acqua santa. Quando il re, 500 metri si ferma al re. Ti ferma, sei sgraziato, un muro si ferma a sta volta. Ebbene, so, amico so, già va, che boh, si ferma il muro. Dice, niente, ci fa, metterci. Eccoci qua amici telespettatori, siamo naturalmente nella rubrica dei videomessaggi. Questa sera vi voglio presentare una signora di Campobello di Mazara che vuole fare un videomessaggio d'amore rivolto ai suoi parenti. Buonasera. Vorrei mandare Sì, come si chiama? in Gollia. Sì, Dina. Dina. Sì. Signora Dina, lei vuole fare un videomessaggio rivolto ai suoi parenti? Sì. Precisamente a chi? A mia sorella Patrizia, a mia sorella Silvana e Anna. Allora, Patrizia, Silvana ed Anna, ascoltate quello che vi dice vostra sorella. Mando tanti saluti, di stare bene. Mettiamo il caso che le sue sorelle fossero qui davanti a lei e lei dovrebbe dire qualcosa a loro di bello, di magari, non so, di sentimentale, dato che ci avviciniamo alle feste e quindi lei diciamo, dovrebbe fare un pensiero, dovrebbe, come dire, esprimere un pensiero molto caratteristico verso le sue sorelle. Che cos'è che direbbe? Parli come se fossero davanti a lei. Che mi vengano a trovarmi, a vedere a me e ai miei figli, a tutte. Perfetto. Lei ha detto si chiama? Ingoglia. Di nome? Dina. Dina. Va bene, amici telespettatori, ci siamo ascoltati il videomessaggio che ha fatto la signora Dina per le sorelle e questo è tutto per la rubrica dei videomessaggi. Alberto vi saluta e vi saluta anche la signora Ciao, ciao. Dina. Ciao. Ciao.
La rubrica dei personaggi, questa sera indovinate un po', vediamo se lo riconoscete, chi è? Lillo da Campobello di Mazara. Salute telespettatori, Lillo. Ciao. Sentito? Già dalla voce. Va bene Lillo, questa sera perché diciamo mi hai chiamato per intervistarti, cosa vuoi fare? Così, l'imitazione di animali. Di animali. Ah, questa è la prima volta che tu imiti gli animali. Sì. E come mai? Ti è venuta l'ispirazione magari mentre, Sì. mentre che dormivi dici io devo andare da Alberto a imitare gli animali. Sì. Vabbè, che tipo di animali ci vuoi imitare? Il gatto, cane. Lo devo dire io, per esempio fammi il gatto, fammi il cane? Vabbè, cominciamo? Perfetto, allora godiamoci l'esibizione di Lillo da Campobello di Mazara. Allora Lillo, fammi un cane normale. Perfetto, ora fammi un cane arrabbiato. Perfetto, ora fammi un cane contento. Continua, non ti preoccupare, avvicinati, vai. Perfetto, ora fammi un cane, attenzione, arrapato. Perfetto, ora fammi, attenzione Lillo, attenzione, un cane zoppo. Un cane che piange? Ti sei emozionato? Vabbè, cambiamo genere. Passiamo al lupo. Questo era un lupo solitario o un lupo normale? Normale. Normale. Fammi il lupo solitario. Perfetto, ora fammi un lupo mentre che mangia. Fammi un lupo mentre che va in bagno. Come una... Hai detto che sei bravo a fare l'imitazione. Insomma, non sono capace. Allora fammi un lupo che ha dolore di pancia. Perfetto. Ora fammi il ruttino del lupo. L'ho fatto. Non abbiamo sentito. Hai sentito ora? Se tu dici che l'hai fatto. Perfetto. Ora fammi, attenzione, un lupo in calore. Non sono capace. Una lupa in calore. Intanto cominciamo con un gatto solitario. Miau! 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 Bello. Ora facci un gatto che si trova in compagnia. Miau! 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 Perfetto. Ora facci un gatto praticamente arrabbiato. Perfetto. Ora facci un gatto, attenzione, innamorato. Miau! 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 Facciamo una gallina solitaria. Non sono capace. No, ma è venuta No. bene comunque. No. Una gallina normale che è in compagnia. Chi credi? Scusa, era il gallo quello. Ti ho detto una gallina. Dai. Non sono capace, non mi viene. No, ma ti è venuta No, bene. non mi Si viene. capiva che era una gallina. Prima forse no, ma dopo. Vabbè, ci fai adesso i pulcini che vanno praticamente dietro alla madre. Piu, 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 piu. Perfetto. Ora facci il gallo che naturalmente li aspetta all'angolo perché ha l'appuntamento praticamente con i pulcini e con la gallina. Ci devi fare il gallo che li sta aspettando. Era un gallo arrabbiato perché giustamente aveva molto che aspettava. Sì. Sì. Perfetto. Ora ci devi fare, attenzione, una gallina arrapata. Coccodì, coccodì, coccodì.
Perfetto. Una gallina che fa l'uovo. Perfetto. Una gallina mentre che va in bagno. Non mi viene. Ha bisogno dello stimolo praticamente. Certo. Giusto. In questo momento lo stimolo non c'è. Certo. Cambiamo genere? Passiamo alla mucca. Facci una bella mucca proprio bella, bella carica, una bella mucca. Magari ora. Perfetto. Ora facci una mucca mentre che praticamente sta per essere munta. Bello. Facci ora il toro. Perfetto. Ora faccio, attenzione, l'incontro tra il toro e la mucca. Non mi viene. No. Allora faccio, attenzione, guarda Leone, che faccio leone. questo. Facci una mucca mentre che sta per essere montata dal toro. Non sono capace. Non lo sai fare? No. Una mucca mentre che sta per essere montata dal toro? No, no. Vabbè, allora facciamo il toro mentre che monta la mucca. Allo stomata ci mandava a Francesco e la monta io. Vabbè, cambiamo genere? Facci un uccellino. Non mi viene. Vabbè, un uccello più grande? Neanche. Ma lo sai cosa sono gli uccelli, sì. Certo. Non Li hai lo visti so. mai gli uccelli, sì? Non lo so fare. Gli uccelli li hai visti? Certo che lo vi. Piccoli o grandi? Come sia. E non lo so fare. Ho capito. Va bene. So fare il gatto, il leone. Il leone? Allora ci fai un bel leone? Facci un bel leone, dai. Questo era il leone. Facci ora un ghepardo. Capardo. Non lo so fare. No. Un leopardo? Leopardo. Leopardo. Sarebbe come Il cugino del ghepardo. la tigre, diciamo. Come la tigre. Una specie. Bello, bravo. Bravo. Perfetto, ora ci fai una bella scimmia. Non mi viene. Il lupo lo sai fare? Certo. Facci un bello lupo. Perfetto, ora facci il maiale. Facci un maiale arrapato. Un maiale che ha fame. Un maiale che fame non ne ha. Un maiale schizzinoso. Un maiale che si vergogna. Facci un maiale porco. Oh yeah!